Aumentare le ore lavorative dei precari da 18 a 36 settimanali, migliorare la viabilità e l'edilizia scolastica sono gli emendamenti più significativi presentati allo schema di bilancio di previsione 2012 varato dalla Giunta d'Orsi, che approderà in aula il prossimo 4 luglio. Per mercoledì prossimo si prevede allora una seduta infuocata, un confronto serrato, un dibattito carico di tensione, anche perché si tratta sostanzialmente dell'ultimo strumento contabile di questa legislatura, proiettata ormai ai titoli di coda. Le proposte formulate dai consiglieri dell'opposizione puntano su temi sociali di grande rilevanza. Quello dei precari è certamente l'obiettivo più sensibile. Vogliamo essere solidali con i lavoratori attraverso azioni concrete, osserva il capogruppo del Popolo della Libertà, Ivan Paci, e l'emendamento va proprio in questa direzione. Così come siamo convinti che le risorse, quelle poche disponibili, vanno indirizzate per migliorare la sicurezza delle strade provinciali e gli immobili che ospitano le scuole. Ma vista la coperta corta di questi tempi, la domanda nasce spontanea: da dove vengono attinti i fondi? È stato semplice, assicura Ivan Paci, recuperare i soldi. Abbiamo stornato i 500.000 euro dal capitolo che l'amministrazione Dorsi ha istituito per fare nuove assunzioni da destinare alla polizia venatoria. Ed ancora abbiamo pescato dal capitolo delle spese di rappresentanza, evidenzia ancora Paci. E in tema di emendamenti ce n'è uno che riguarda anche la rietina di Campobello di Licata, a firma di Giovanni D'Angelo del Patto per il Territorio e di Lillo Loleggio del PDL. 20.000 euro la somma da assegnare a questa manifestazione che, spiegano i due consiglieri, rappresenta un importante appuntamento del folklore siciliano. Non capiamo perché la Giunta d'Orsi punta solo su Taratatà, Carnevale di Sciacca e Archi di Pane, e non intende invece valorizzare la rietina, che è la nostra storia e la nostra tradizione, concludono Giovanni D'Angelo e Lillo Loleggio.